Le locali del Thermal Volley, in divisa nera, guidate da Andrea Lazzaro, giocano con Valentina Arcolina alzatrice, il capitano Giulia Balasso opposto, Serena Stefani e Giorgia Santinello schiacciatrici, Silvia Bernardi e Camilla Voltan centrali, Francesca Fantin libero. Le ospiti vicentine del Laserjet Orgiano in maglia blu con inserti rossi, allenate da Stefano Marchetto e Marco Vencato, schierano l'alzatrice Chiara Trissino, l'opposto Gloria Cappellotto, Beatrice Cristofanon e Angelica De Paoli schiacciatrici, il capitano Elena Capparotto e Giulia Sinigaglia centrali, Sara Grana libero. Buon avvio del Thermal, efficace in battuta e in attacco con Giulia Balasso. Le ospiti tuttavia rispondono colpo su colpo con Cappellotto e Cristofanon, restando agganciate alle padovane. È sempre il Thermal a mantenere l'iniziativa, guadagnando un break di 3 punti sul 12-9, grazie a un filotto di 3 brutti errori delle rossoblu vicentine che subiscono un ace della Stefani, ma poi riescono a cancellare il gap sul 14 pari, colpendo a loro volta con l'ace della Capparotto. L'equilibrio persiste fino al 17 pari, quando l'attacco vincente della Voltan manda in battuta Giorgia Santinello, che getta nel panico la ricezione dell'Orgiano. La banda ponense numero 18 infila 3 ace col servizio in salto, impedendo alle ospiti di costruire azioni d'attacco. Il Thermal vola sul 24-17, conquistando quindi in scioltezza il primo set col bell'attacco al centro dell'ispirata Camilla Voltan. Grande ripartenza delle tuttonere di casa che forzano il servizio passando con Balasso, Bernardi e con l'ottima Santinello, che sopperisce con grinta e intelligenza alla non elevata statura. L'Orgiano, disorientato, riceve male e attacca peggio, venendo rapidamente staccato sull'8-2. Le vicentine riducono il gap sul 10-6, grazie alla battuta incisiva della Cristofanon, ma la strepitosa Santinello riaccende l'attacco a Ponense, bucando la difesa rossoblù e trovando più volte il punto col mani fuori. Le ospiti riescono a fermare la Balasso, ma le ragazze del Thermal, compatte e determinate, si aiutano l'un l'altra, colpendo ripetutamente con le bande Stefani e Santinello, allungando sul 16-10. L'Orgiano è nell'angolo, la Trissino sbaglia 2 alzate di fila, entra la seconda alzatrice Claudia Tognetti al posto della Cappellotto, ma anche lei commette subito una doppia. Il Thermal dilaga sul 21-12, vincendo quindi agevolmente il secondo parziale per 25-17 con la splendida fast di Silvia Bernardi. Le ospiti, rientrate in campo col sestetto base, si scuotono in avvio del terzo set, portandosi avanti sul 4-1 con 2 muri punto di Capparotto e De Paoli, le sole a salvarsi tra le rossoblù. Il Thermal però mantiene calma e lucidità, colpisce con Giulia Balasso e con l'ace della Bernardi, rientrando sul 6 pari. Poi innesta il turbo, mettendo in grave difficoltà la ricezione vicentina, col servizio della stessa Bernardi e con l'ottima Balasso, prendendo il largo sul 14-7. L'Orgiano non riesce a produrre gioco, complici le alzate spesso imprecise della Trissino. Le Aponensi invece vanno a gonfie vele, grazie all'ottima prova corale con una menzione speciale per l'alzatrice Valentina Arcolin e per il giovane libero Francesca Fantin. La Santinello infila altri 3 ace, lanciando il Thermal sul 18-8. Serena Stefani colpisce più volte col mani fuori. Le tuttonere volano sul 23-10. L'Orgiano va a segno con Capparotto e Cappellotto, ma ormai è troppo tardi per recuperare il set, che il Thermal fa suo per 25-16, aggiudicandosi così l'incontro. Abbiamo sofferto soprattutto in ricezione, ma soprattutto la nostra battuta non è stata efficiente come sempre, e quindi di conseguenza non abbiamo costruito un gran gioco. Sicuramente anche le avversarie sono riuscite a sovrastarci e quindi non abbiamo potuto giocare al meglio. Sicuramente è una vittoria, penso, abbastanza inaspettata, però noi abbiamo giocato tranquille come sappiamo fare, col pensiero che non avevamo più o meno niente da perdere, insomma, nel senso che comunque loro erano sopra di noi di 2 punti, è sempre stata una grande squadra, hanno perso pochissimo fino a questo punto e quindi è andata bene così. La forza della squadra, oltre, come abbiamo dimostrato in questa partita, capacità tecniche, ma anche spirito di gruppo e di un grande spogliatoio che ci caratterizza molto. Abbiamo preparato molto bene la partita, la squadra è molto carica, sono entrate giocando in battuta molto bene, anche in difesa, e non abbiamo fatto giocare in pratica gli avversari, per cui è andata proprio bene.
In questo momento qui, visto che siamo primi campioni d'inverno, inaspettatamente, onestamente, dalle previsioni, voglio dire che noi non avevamo, adesso possiamo pensare anche di entrare dentro i playoff e puntare a qualcosa in più alla fine dell'anno, per cui siamo contenti, insomma, perché oggi abbiamo giocato veramente col cuore, con tutto quanto quello che potevamo fare, per cui molto, molto bene. Queste ragazze ci hanno fatto un bel regalo di Natale, vincendo con la prima in classifica, una vittoria devo dire inattesa, inaspettata, però alla fine meritatissima, strameritata, quindi un gran regalo di Natale. Quest'anno devo dire è l'anno d'oro, il golden year della Thermal Volley, perché a parte le 2 squadre di regionali, la C, quarta in classifica, la D al momento prima, ma soprattutto è il settore giovanile che quest'anno ci ha dato veramente un sacco di soddisfazioni. Abbiamo 4 squadre in eccellenza matematicamente, la 18 prima in campionato, la 16 prima in campionato, la 14 prima in campionato, tutte e 3 già qualificate all'eccellenza, e la 13 che domattina dovrebbe guadagnarsi il primo posto, almeno così ci auspichiamo, per passare un Natale ancora più bello. Quindi bravissime a tutte le nostre ragazze, ai tecnici e ai dirigenti che ci supportano, e soprattutto un buon Natale a tutti. Grazie.